Il nostro Veneto, che è una regione virtuosa sotto tanti punti di vista e che col 110 è la seconda regione a livello nazionale, per cui attenta anche a quelli che sono i concetti di urbanizzazione, di costruzione, del sociale, ci attesta infatti il secondo posto, dicevo, dopo il Piemonte. È una terra dove ci sono una quantità ancora particolarmente elevata di fabbricati proprio inutilizzati, fermi, abbandonati. Parlo di valori che si avvicinano all'1,7 milioni di metri quadrati di superfici su circa 4.900 fabbricati che sono proprio chiusi. Sono ospedali dismessi, sono caserme dismesse. La nostra provincia, la piccola nostra provincia di Rovigo, le vede tutte queste situazioni: ospedali chiusi, caserme dismesse, scuole chiuse, oltre a tante case che sono, ahimè, da restituire, direi io, alla collettività, e si trovano invece ad essere deturpanti di un suolo che vorremmo fosse più bello e che sono molto spesso anche occupati in maniera illecita da persone poverette che non hanno grandi disponibilità, ma lì dentro ci bivaccano e c'è un po' di tutto. Allora, pensare, visto che c'è il grande concetto del risparmio del suolo, no? Pensare al riutilizzo di queste superfici penso sia un dovere di ogni progettista, di noi costruttori, penso sia un dovere della politica innanzitutto, perché questi fabbricati possono sicuramente essere recuperati passando attraverso un restauro, ma possono anche essere demoliti e ricostruiti, perché molto spesso la demolizione con la successiva ricostruzione ha oggi dei costi che sono inferiori rispetto al restauro, che deve passare attraverso una sorta di valutazione sismica statica, no? Di coibentazione, di deumidificazione, di opere di ricostruzione molto costose, e quindi a volte la demolizione e la ricostruzione diventa economica, oppure anche solamente demoliti se non devono essere usati, perché c'è anche bisogno di dare del verde a questa nostra terra e di recuperare del terreno, no? Tutto questo porta ovviamente anche a degli ovvi benefici di carattere sociale, ambientale, perché riusciremo a dare degli ambienti per la gente che ne ha la necessità, ambientali perché andremo a sistemare dei luoghi che adesso sono inguardabili, e anche di carattere economico, perché restauri, se parliamo di questi volumi, vuol dire mettere in moto un'economia che supera i 2 miliardi di euro, no? Per cui anche questo diventa poi un indotto e un'economia che arricchisce un attimino tutti. E per fare questo dovremmo anche tentare di sensibilizzare un po' anche i nostri sindaci, no? Rendendoli partecipe a questa situazione di cose, che sono i primi che dovrebbero spingere affinché questo possa essere risolto. Ed è un problema che dobbiamo risolvere da un punto di vista urbano, considerando che la bellezza dei nostri fabbricati oggigiorno, e anche il valore, non passa più per quella che può essere la superficie quadrata della nostra casa, del nostro appartamento, ma passa soprattutto per la bellezza del nostro fabbricato. E bellezza del nostro fabbricato non sta solo nel nostro fabbricato, perché si vive bene, perché è ben fatto, ma anche perché attorno al nostro fabbricato c'è qualcosa di bello da vedere. Dobbiamo quindi imparare a fare cosa? A non progettare più per il presente, ma a progettare e a costruire un pochino per il futuro.
E mi viene in mente la città dei 15 minuti, no? Di cui molto spesso si parla, dove alloggio, lavoro, istruzione, tempo libero, salute, sono raggiungibili nell'arco di 15 minuti. Ecco, questo noi dovremmo imparare a fare anche usando queste aree dismesse, che possono diventare anche, visti i grandi parchi che hanno le scuole, gli ospedali, le caserme chiuse, potrebbero diventare dei parchi giochi, dei momenti per il tempo libero, per le mamme, i bimbi, per chi vuole fermarsi a leggere qualcosa. E molto spesso le norme urbanistiche non tengono conto di questa situazione, che è partecipato un po' dall'anima, che è partecipato un po' dalle relazioni umane, cosa che dovremmo imparare a fare in quello che è il concetto della nuova progettazione e della nuova costruzione. In una società che è sempre più multietnica, è sempre più vecchia, ha delle esigenze diverse, abitudini diverse. Lo stesso Covid ci ha fatto vedere quanto è cambiato in poco tempo la cosa. E tutto questo potrebbe passare anche attraverso il coinvolgimento, secondo me, degli abitanti del posto, perché non c'è di che vergognarsi a chiedere a chi vive in quel posto cosa faresti tu lì? Dammi qualche idea, poi il tecnico lo vaglia, no? Ecco, anche perché io credo che le città siano luoghi dove si possono realizzare le speranze, no? Cosa vorresti da questa tua città perché diventasse più accogliente per te, per i tuoi figli, per chi viene a vederli? E questo è un concetto che non possiamo più ignorare, quindi dobbiamo progettare per rigenerare e non per consumare, un passaggio culturale importante che ci deve appartenere, proprio per progettare diciamo, un futuro assieme ad una politica che sia lungimirante e sia vicina a questi concetti. Ecco, secondo me questo è quello che dobbiamo fare come tecnici, come costruttori, ma come abitanti della nostra bella Italia.